stata presentata alla stampa l'ultima opera di Camillo Pavan dal titolo I paesi e la città in riva al Sile. Nell'occasione lo abbiamo avvicinato, l'abbiamo intervistato a Ponte Dante. Sentiamo. I paesi e la città in riva al Sile è un completamento della precedente opera La scoperta del fiume, coronamento di un ciclo di ricerche durato 7 anni, vero Camillo Pavan? Sì, ho iniziato ancora nel 1984 con una mostra storica sul mio paese intitolata Un villaggio in riva al Sile, Sant'Angelo. Ora Sant'Angelo non è più un paese, è un quartiere, comunque è un quartiere della città, è anche un po' maltrattato fra l'altro, però se uno va nella vecchia chiesa vede ancora l'aspetto originario del Sile e quindi io sono innamorato di questa località e innamorato ovviamente del Sile, perché soprattutto quando ero piccolo e andavo in chiesa, diciamo, e dovevo vedere il fiume. Quando ero piccolo, un po' più grandicello, andavo al mulino a macinare la farina di grano turco e quindi andavo ai mulini di Canizzano, ai mulino Toresan. Quindi c'è un rapporto proprio viscerale fra me e il fiume, è per questo che si spiega questa insistenza sul tema Sile, insomma. Con questo lavoro comunque penso di aver chiuso un ciclo di ricerca e un ciclo di lavoro dedicato al nostro fiume, anche se la ricerca ovviamente non sarebbe mai terminata, ci sarebbero molte altre cose da scrivere e da dire. Come mai l'impiego di queste cartoline inedite per questa ultima opera? Sì, le cartoline è stata un'iniziativa anche dei due amici e soci fondatori, fra l'altro, della Società Iconografica Trevigiana, che vorrei qui ringraziare, Anselmo Lemesin e Francesco Turchetto. Era un materiale veramente prezioso, secondo me, non ancora utilizzato o almeno utilizzato solo in pochissima parte, e che ho ritenuto di adoperare proprio per completare questo discorso, perché nell'altra volta non avevo potuto, nell'ultimo libro che avevo fatto, avevo già utilizzato ben 600 immagini e metterne altre 150 come in questa occasione sarebbe stato eccessivo. Ecco quindi perché si spiega l'utilizzo di questo materiale iconografico prezioso e finora in gran parte inedito. Qual è l'angolo più affascinante e più pittoresco di questo bellissimo fiume? Io penso che tutto il fiume Sile sia bellissimo e tutti noi trevigiani siamo innamorati di questo fiume. Certo che dove ci troviamo in questo punto qui è veramente il posto senz'altro più bello per la città di Treviso, oltretutto ricco anche di ricordi storici. Qui siamo nell'antica zona portuale dove fino a circa un secolo fa ferveva proprio la vita commerciale, i traffici, un vero e proprio porto di mare in terraferma. Il volume dà largo spazio all'Alto Sile, a Quinto e dai suoi mulini. Quello Bordignone è raffigurato in copertina, all'entrata in città e lo scorrimento fra Ponte De Gasperi e Ponte Santa Margherita. Cartoline d'epoca rappresentano il borgo fluviale di Fiera con le sue industrie, Casier con le sue cave di ghiaia, il porto e l'antica torre. Il racconto termina a Jesolo, dove in prossimità del faro il Sile confluisce nell'Adriatico. Lodevole questa pubblicazione di Pavan.